Gli insegnanti sono in mobilitazione, ma all'orizzonte potrebbe esserci anche uno sciopero. 3 attivi unitari per fare il punto della situazione di una categoria che reclama più attenzione al governo si sono svolti a Mestre con i rappresentanti sindacali di tutto il nord Italia, a Roma e a Napoli. Tra le prime richieste più investimenti per la scuola, quelli che, sostengono i rappresentanti dei lavoratori, non si vedono nella legge di stabilità. Lo stipendio degli insegnanti non è adeguato al ruolo svolto. Il comparto della scuola, notizie della ragioneria di ieri, dello Stato, è il comparto più povero all'interno del pubblico impiego. Stiamo parlando di una differenza di 800 euro con i colleghi del pubblico impiego. Se poi dovessimo fare un paragone con i colleghi dell'estero arriviamo a 8.000 euro, quindi è una situazione per cui siamo in emergenza salariale. La richiesta è di risorse specifiche per il settore scuola, per il rinnovo di un contratto di categoria scaduto il 31 dicembre. Lo stipendio base di un insegnante appena assunto è sui 1.400-450 euro. Io ho 39 anni di carriera e il mio stipendio è di 1.620. Tra le varie problematiche che agitano il settore c'è anche quella del precariato. Stabilizzare i precari della scuola subito significa consentire alle scuole di aprire a settembre. Si tratta quindi di dare risposte a lavoratrici e lavoratori ormai non più giovani e dare risposte alla scuola. Allo stesso modo c'è il problema più complessivo che riguarda l'infrastruttura scolastica e chi la fa funzionare. Il personale ATA è indispensabile, ha bisogno di essere più curato, ha bisogno di formazione, ha bisogno di investimenti, ha bisogno di più organici.